Un pomeriggio importante, abbiamo fatto una buona gara, l'abbiamo sbloccata subito, dopodiché l'abbiamo mantenuta. Oggi non è stata veramente una gara difficile e pensiamo ora alla prossima partita che sarà fondamentale per il proseguo del campionato e le partite diventano sempre di meno, 9 punti sulla seconda sono tanti. Speriamo di trovare le giuste motivazioni per non mollare e continuare così come stiamo facendo. Ma incidente di percorso fino a un certo punto, perché noi non siamo il Barcellona, siamo il Geraci, squadra umile che lotta tutte le partite per vincere e ci sta che fa le sconfitte, è una cosa normale. È facile ambientarsi quando si arriva in una prima in classifica, si ha sempre un buon gruppo, noi siamo un buon gruppo, quindi chiunque arrivi penso si trovi subito bene. Fondamentale chiudere ogni partita il prima possibile, perché poi dipende che partite, come si mettono, avversari abbastanza tosti come oggi, perché comunque hanno come obiettivo la salvezza e quindi vengono con il coltello fra i denti. Siamo stati bravi a chiudere subito la partita e poi a gestirla. La prossima, aspettiamo la prossima. Sì, i punti forti devono essere appunto in questi momenti, perché gestire una partita già chiusa possibilmente al primo tempo non è semplice. Poi siamo comunque un gruppo giovane, gestire le partite per certi versi non può essere semplice per magari più gente meno, questa è la mattina, un cretino totale. Quindi non era semplice, siamo stati bravi.